Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. L'argomento di oggi è usa la tua mente. Perché questo argomento? Molto semplice. Mi capita di ascoltare tantissimi di voi e di considerare ogni volta come non si riesca quasi mai ad avere un atteggiamento proattivo, cioè con difficoltà riusciamo a credere di poter risolvere delle cose da soli. Spesso ci sentiamo bloccati, spesso ci perdiamo anche nella sensazione di non avere una via d'uscita in un certo senso. È pur vero che a volte ci sono dei casi in cui non riusciamo a farcela da soli perché alcuni aspetti della situazione che stiamo vivendo non ci sono noti oppure non riusciamo a ricondurli, a collegarli al nostro problema. Dunque spesso e volentieri capita che preferiamo ricorrere ad altre misure o a chiedere l'intercessione o l'aiuto di qualcuno che appunto ci permetta di risolvere o superare l'impasse. Ma quello che vi voglio dire è dovete provare voi. La differenza fra una persona che riesce e una persona che non riesce è che quasi certamente la persona che è riuscita ha fatto qualcosa, ha fatto qualche tentativo per poter risolvere la sua situazione. È più forte di lei, se non compare al momento giusto, no- non è la mia gatta. Allora, cosa dovete fare dunque? Dovete imparare, ed è risaputo appunto da millenni che viene insegnato nelle scuole iniziatiche a gestire la propria mente. Voi dovete imparare a usare questa risorsa, non farvi trascinare da lei. Dovete capire che se non le insegnate, anzi mi inglobo, se non insegniamo alla nostra mente a essere utilizzata in modo utile e costruttivo, lei che ha bisogno di compartecipare nella nostra vita si darà del lavoro da fare, cioè non può star lì senza uno scopo. Dunque, se non direzionata, lei lavorerà, solo che lavorerà alla rinfusa, in modo estremamente caotico, disordinato, e questo creerà caos e disordine nella nostra vita. Dovete immaginare che la dispersione dei pensieri è una delle cause principali per cui siamo fermi e bloccati in alcune situazioni. Avere una mente lucida, fresca, razionale, ma che non significa che non sappia provare emozioni, ma che sappia valutare gli aspetti delle situazioni e fare una proiezione a lungo termine, cioè un minimo di piano o di idea di dove si va a parare o comunque delle persone coinvolte e qual è la soluzione migliore per tutte. Se non la si conosce, parliamo al nostro subconscio, chiediamogli di mostrarci la soluzione migliore per tutti. Ricordiamo che abbiamo un grandissimo alleato, dobbiamo usarlo. Non lasciamo che a usare il nostro subconscio siano terze parti, usiamolo noi. Dunque ci predisponiamo a trovare sempre la soluzione in ogni circostanza, a, a risolvere i nostri problemi, ad avere le intuizioni giuste, a percepire gli stati di pericolo qualora dovessero avvicinarsi. Noi possiamo programmarci in modo da indurci appunto delle stimolazioni positive nella nostra vita. Come si fa sta benedetta programmazione del subconscio? Io ne ho già parlato in un video e la cosa fondamentale è ottenere uno stato di rilassamento. Per questo è ottimale autosuggestionarsi e programmarsi proprio nella fase che precede il risveglio completo e nella fase che antecede l'addormentamento alla sera. Dunque mattina e sera sono momenti estremamente propizi,
Lo sono perché le onde cerebrali sono abbassate e quando sono abbassate è più facile fare la correzione o l'imprinting dentro il subconscio, cioè scrivere e andare a programmare il subconscio. Cosa ci dobbiamo dunque inserire in questo subconscio? La capacità di osservarci. Se non ne siamo capaci e se non riusciamo a osservarci con obiettività, suggestioniamoci in modo da esserlo, diamoci questi input. Se a volte non riusciamo a essere concentrati e fermi o siamo in uno stato di confusione e non sempre troviamo una via d'uscita, diamoci una suggestione in questa direzione. Dobbiamo riconoscere le cose dove siamo deboli e andarle a rettificare con questi strumenti. Dunque ci rilassiamo, ci suggestioniamo con una serie di ripetizioni in modo da fissarle dentro di noi, possibilmente agganciamo a queste ripetizioni delle immagini, perché il linguaggio universale della mente è per immagini, più che per le parole. Lo so che molti mi diranno, io non riesco a visualizzare, io non riesco a immaginare. Da bambini ci riuscivamo tutti riuscivamo a fantasticare e a immaginare, a fare finta di. Ecco, giocate a far finta di. Fate finta di vedere voi in grado di superare le difficoltà, di trovare la soluzione. Immaginatevi già a soluzione realizzata, a problema superato. Come sarete? Che cosa riuscirete a fare una volta che sarete arrivati a quel punto che tanto speravate? Dovete condire la vostra visione di tanti dettagli, percezioni da tutti i sensi, l'olfatto, la vista, il tatto, l'udito, cioè cercate di dettagliare il più possibile la vostra visualizzazione, così che se siete un po' carenti dal punto di vista dell'immaginazione, delle immagini vere e proprie, magari qualche altro senso compenserà e questa compensazione comunque consentirà di ottenere dei buoni risultati. Quando noi ci autosuggestioniamo, riusciamo infatti a stabilire un nuovo modello di comportamento. Dunque è importante cosa? Il lavoro a monte. Osserviamo, guardiamo e correggiamo gli schemi che sono problematici, quelli che ci hanno dato più difficoltà. Ma non è finita qua. Questo stesso sistema, dunque rilassarci, suggestionarci, può essere utilizzato anche per la comunicazione a distanza e per riuscire a correggere anche magari dei problemi di altre persone. Facciamo l'esempio di una persona che ha che ne so, il vizio di mangiarsi le unghie, magari abbiamo nostro figlio che se le consuma quasi non si vedono più, noi possiamo la sera prima di andare a dormire inviargli delle immagini di lui che prova disgusto nel fare questa cosa, cioè dobbiamo proprio vederlo e mandargliele. Dobbiamo dirgli mentalmente tu provi disgusto ma associando un'immagine che è il linguaggio universale. La mente, soprattutto se sta riposando ed è ricettiva appunto alle suggestioni, capterà quest'immagine e probabilmente se l'abbiamo ripetuto più volte al mattino noteremo già un miglioramento nel vizio, insomma, di mangiarsi le unghie. E questo vi assicuro che è il metodo che vi darà più soddisfazioni, non soltanto per questo esempio così banale, ma anche in altre cose. Volete ottenere un posto di lavoro e sapete di avere un colloquio, vi attende appunto il colloquio di lavoro con un selezionatore. Ecco, immaginate nel momento in cui vi siete indotti al rilassamento e vi siete suggestionati al successo del colloquio, immaginate il volto, anzi un volto non volto, un volto vuoto ma una sagoma e di stare parlando con questa persona e inviategli l'immagine di
lui che vi seleziona, vi dà il lavoro, e vi dovrete anche vedere al lavoro e possibilmente mentre incassate il vostro primo stipendio. Dovete riuscire a spiegare a quel selezionatore perché scegliere voi, perché dovete essere scelti voi per quella mansione e per quale ragione, appunto, prima di tutto voi stessi dovete credere di essere adeguati per quel lavoro lì. È un altro esempio, è un esempio riduttivo probabilmente, ma dovete capire appunto il potenziale di applicazione di questa tecnica. È immenso, è inutile andare lì a cercare altre cose, non servono chiacchiere, l'universo lavora a immagini, mica quando gli uccellini volano vi dicono sto volando, volano, è un'immagine quella che vi viene proiettata. E questa è la lingua universale, la lingua degli uccelli, la lingua per archetipi, le immagini. E dunque lavorate in questo senso. Insegnate alla vostra mente a eseguire, diciamo, la vostra volontà, ma che attenzione, la vostra volontà sia veramente istruita dall'alto. Perciò, prima di tutto, insegniamoci a ascoltare quella voce interiore che ci guida e anzi suggestioniamoci a saperla capire, sentire, percepire, intuire e a lasciarci guidare da quella fonte di suprema saggezza, così che saremo sempre al posto giusto, al momento giusto, sempre al sicuro. Suggestioniamoci anche così e le nostre vite cambieranno. Possiamo fare la stessa cosa anche sui nostri figli, sulle persone che amiamo, possiamo predisporci a percepire se sono in pericolo anche a distanza e di avere la prontezza di intervenire sempre con queste tecniche e anche con la radiestesia. Vedremo infatti come possiamo migliorare non solo la nostra esistenza, ma servire la nostra collettività, la nostra comunità. E sarebbe bello se tanti potessero mettersi al servizio della collettività. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e spero che metterete a frutto queste tecniche che vi ho spiegato oggi e cominciate, fate subito qualche esercizio su qualche aspetto reale della vostra vita e osservate come cambiano le cose. Grazie ancora e a presto, alla prossima condivisione dalla vostra Hildegarda.